benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. L'appuntamento delle 12 in questa edizione tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì. E siamo arrivati all'inizio di una nuova stagione. Ci siamo fermati qualche settimana per la pausa estiva, ma abbiamo continuato a lavorare, a progettare, a programmare insieme a voi. Insieme, sì, perché ancora una volta questa parola è la chiave di Io Compro Siciliano. E quindi permettetemi come sempre di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie 253.657 volte grazie. Grazie sempre e grazie ancora. Io Compro Siciliano dopo qualche mese diventa un macro progetto. Oggi presenteremo in questa prima puntata insieme ai 3 fondatori di Io Compro Siciliano, fondatori ed anche ideatori di Io Compro Siciliano, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, Davide Morici. Presenteremo quello che è il piano industriale, il piano di sviluppo, il più grande portale del Made in Sicily che è Io Compro Siciliano, www.iocomprosiciliano.com. Ed ancora pensate una chicca, perché anche Io Compro Siciliano ha il suo video istituzionale e lo presenteremo a tutti voi carissimi amici proprio a chiusura di questo primo appuntamento. Inizia una nuova stagione, inizia un nuovo anno accademico e noi siamo pronti con il vostro calore, la vostra forza e la nostra determinazione a portare avanti quello che è un progetto. Nasce da un'idea, questa idea è diventata progetto e il progetto è diventata realtà. Oggi ne condividiamo quella che è la forza insieme ad ognuno di voi e sarà un nuovo anno accademico di grande lavoro perché continueremo a lavorare per migliorare sempre la qualità, l'identità, la provenienza. Mi piace ricordare, e questo lo dico perché mi è capitato proprio in questi ultimi giorni di leggere tanti messaggi di amici che ormai sono un gruppo fedele di amici, di artisti, artigiani, che condividono il nostro lavoro quotidiano, ma c'è anche chi non conosce Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano non conosce quello che è il progetto di apertura. Io Compro Siciliano non è un progetto di chiusura, questo l'abbiamo detto tante volte nella scorsa stagione, lo ripetiamo perché vuole essere quella che è la proiezione del Made in Sicily nel mondo e portare il mondo nella Sicilia. Questo è Io Compro Siciliano. Grazie a noi è nato anche sotto nostro suggerimento, un po' sotto nostro aiuto, Io Compro Veneto, Io Compro Calabrese, sono tanti protocolli che abbiamo firmato in Sicilia, i parchi naturalistici, Slow Food Sicilia, ancora mi piace sottolineare quelli che sono i contatti con il Milan Urban Food Policy, che è proprio il modo di educare al corretto utilizzo dell'alimentazione, prodotti a chilometro zero ed ancora nel rispetto dell'ambiente ed ancora nel rispetto comune di quella che è la possibilità di poter vivere in un mondo assolutamente migliore. Sono tantissimi i messaggi che già arrivano e che vorrei leggere velocemente. Amalia Lopinto, siamo in pole position per il tuo ed è buongiorno. I senza soldi, buongiorno a tutti. E beh, anche un po' di emozione. Nicola Argento, buongiorno, ciao maestro, grande famiglia di Pupari in Sicilia, Fausta in Travaglia, Graziella Minardi, Luigi Malerba, buongiorno bella, ciao cara, il faraone Palermo, ciao carissimo, buongiorno carissima Catiusca, bentornata, abbraccio grande, ancora Graziella Minardi,
State facendo un gran lavoro magnifico, grazie Graziella, Lidia Prestana, Maurizio Tummini e tutti gli amici di Artisti, i nostri amici, ciao caro, ciao Catiusco, buongiorno, grande Io Compro Siciliano, Giuseppe Campo, Tommaso Provenzano, Giuseppe dice grazie a voi le mie vacanze siciliane alla scoperta delle perle siciliane, grazie Giuseppe, ancora Maurizio Vignone, Elenia Marino che tra l'altro fa parte della nostra squadra, Patri Franco. E a proposito della squadra, un ringraziamento forte, e questo lo rivolgo a tutta la squadra di Io Compro Siciliano, e quindi i moderatori, e quindi tutti coloro che lavorano nell'ufficio stampa, tutti i speaker, tutta la macchina organizzativa. Volevo ringraziare, un ringraziamento a Paolo Gatto che cura la regia dei programmi, grazie grande Paolo, a tutti i ragazzi dico buon lavoro, che sia un anno pieno di grandi soddisfazioni. Io sono pronta, sono sufficientemente emozionata, carica per iniziare questo nuovo anno. Signori, permettetemi di introdurre i 3 fondatori, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, Davide Morici. Ecco qua, comincia un nuovo anno ed è buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Sicilia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Katiuska e ben trovata. Ben trovati a voi ragazzi. Bello essere nuovamente online in diretta con le nostre dirette, vedere te con quel sorriso spettacolare da sicola. È bello. Ci piace. Allora, io volevo salutarvi. In realtà noi non ci siamo mai lasciati, perché in queste settimane di non dirette abbiamo continuato, di non dirette per quello che riguarda i format, ma in realtà abbiamo fatto tante belle dirette, ne parleremo tra l'altro nel corso di questa bella chiacchierata insieme. Io Compro Siciliano non si è assolutamente fermato, abbiamo avuto degli appuntamenti molto importanti. Vale la pena citare il Palio dei Normanni, siamo stati l'unico partner ufficiale legato alla comunicazione, per cui grande forza per Io Compro Siciliano, avremo modo di parlarne proprio con Davide. Ma Francesco, siamo pronti? Settimana prossima sarai pronto anche tu per iniziare Aperitivo Social, quindi ti lasciamo ancora questa settimana libero. E poi mi raccomando, tutti puntuali con Aperitivo Social, il mitico Francesco Caravello, tutti i giorni alle ore 18. Saremo lì a sentire il racconto magnifico di Ciccio. Ma io inizierei da Giuseppe Giorgianni. Giuseppe, noi oggi siamo arrivati ad un punto veramente importante, perché oggi presentiamo il piano di sviluppo messo in atto, questo grande macro progetto di Io Compro Siciliano, e do immediatamente la parola. Grazie Katiuska, sì, siamo in un'altra fase molto importante del progetto Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano, come hai detto tu, è un macro progetto, abbraccia un po' vari settori, ognuna delle quali ha una particolarità, quindi abbraccia comunque il marketplace, ma abbraccia gli eventi, abbraccia i negozi fisici, insomma abbraccia il turismo, insomma abbraccia veramente tanto, e per questo dovevamo strutturarci meglio, dobbiamo strutturarci sempre di più e crescere sempre di più. Per questo stiamo preparando proprio un piano industriale importante, pluriennale, proprio per dare corpo a quel progetto che noi abbiamo in mente e che vogliamo portare nel corso degli anni. Noi vogliamo che Io Compro Siciliano resti negli anni e vada sempre più crescendo negli anni, e per questo bisognava proprio strutturarlo. Infatti noi non ci siamo fermati proprio per questo, perché abbiamo preparato e stiamo ancora
ultimando le ultime, diciamo, le ultime caratteristiche che deve avere questo piano industriale per essere competitivo non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Ed è importante ecco, sottolineare questo, perché noi vogliamo realmente portare qualità, identità e provenienza, quindi portare il Made in Sicily nel mondo, e per fare questo abbiamo bisogno di essere strutturati, strutturati in un certo modo. Il piano industriale che stiamo preparando sarà diciamo sarà presentato al pubblico il prossimo 9 di ottobre. Ci sarà un evento importante dove noi andremo a illustrare questo nostro impegno pluriennale proprio per i prossimi anni a livello internazionale, perché ci sarà la stampa sia nazionale sia internazionale. Ti posso anticipare che, ma già hai anticipato tu qualcosina, siamo in una nuova fase, abbiamo rinnovato il palinsesto di Io Compro Siciliano, le sigle, nuovi personaggi, nuovo palinsesto. Abbiamo lanciato oggi il sito, il nostro portale www.iocomprosiciliano.com. Ognuno delle persone, chi si vuol collegare può collegarsi, può comprare i prodotti delle aziende che abbiamo già selezionato, ma nello stesso tempo può vedere parti di Sicilia, perché abbiamo preparato una sezione relativa alla Sicilia con tante informazioni, monumenti, sagre, eventi religiosi. Ce ne sono tanti e sono veramente importanti in Sicilia, o eventi tipo il Palio dei Normanni, che sono ormai veramente nella storia della nostra grande, del nostro grande, come lo chiamo io, continente, perché poi alla fine io lo identifico come un continente. La Sicilia è un continente, non gli manca nulla per essere. Ha un'altra peculiarità che ha il nostro portale è che le persone si possono direttare anche a trovare delle ricette. Abbiamo selezionato proprio Francesco Caravello con lo chef Carbonetti, hanno selezionato 2 ricette per provincia, selezionate per provincia proprio, ma sarà lui stesso, magari Francesco potrà spiegarle meglio di me, perché lui è molto più esperto di me nel settore, proprio per selezionare quelle che sono le ricette tipiche di quei luoghi, di quel territorio che noi vogliamo raccontare e vogliamo porre al mondo. E questo è veramente importante. Da oggi Io Compro Siciliano sarà in diretta direttamente sul nostro sito web. Noi praticamente andiamo in diretta tutti i giorni, andremo in diretta. Adesso magari tu darai più informazioni relative al palinsesto, e le persone potranno collegarsi sui nostri canali social, potranno collegarsi sul nostro sito direttamente a guardare la diretta sul nostro sito, potranno vedersi, come vi dicevo, anche il nostro progetto, il nostro macro progetto, che sarà continuamente aggiornato sul sito, quindi con le nuove iniziative. Noi stiamo parlando di un piano industriale che realmente vuol arrivare in tutto il mondo, in tutte le parti del mondo, con i vari portali che saranno attivati per singolo stato, quindi una cosa tra virgolette anche questa innovativa, che non ha in questo momento non c'è alcun portale che abbia fatto questo. Lo comunque spiegheremo meglio durante diciamo questo evento del 9 di ottobre. Ci saranno i punti fisici, cioè la vecchia diciamo l'online lo svilupperemo, ma svilupperemo anche l'offline con dei negozi a marchio Io Compro Siciliano. Partirà anche un progetto con dei franchising in giro per il mondo. Insomma, stiamo preparando veramente un qualcosa che resti nel tempo, che abbia quella particolarità di durare nel tempo, perché ecco, qualcuno magari ci ha scritto, dice: ma perché ancora non siete online con il marketplace, con questo, con quello? Purtroppo per progettare e programmare qualcosa che resti nel tempo ci vuole del tempo, ed è importante. Io l'ho fatto sempre nelle mie aziende, ho cercato sempre di strutturarle in modo tale che le aziende durino nel tempo e restino lì per dare qualcosa alle aziende, e questo lo stiamo cercando di
di affrontare proprio in questo modo, di affrontare il futuro rendendo le fondamenta molto molto stabili. Una particolarità che possiamo già annunciare oggi: Io Compro Siciliano in questi periodi si è trasformata. Io Compro Siciliano oggi è una società, una società benefit o una B corporation, come la chiamano gli americani. È un nuovo modo di fare impresa. Noi siamo diventati la prima società benefit in Sicilia, ce ne sono 12.000 in tutto il mondo e solo 500 in Italia. Dopo gli USA, noi italiani siamo stati i secondi nel mondo a inserire questo nuovo tipo di società nel panorama legislativo nazionale. E la società benefit non è altro che un'azienda a scopo di lucro, perché noi non lo abbiamo mai nascosto che Io Compro Siciliano è realmente un progetto imprenditoriale, ma facendola diventare benefit riusciamo ad avere o a dare o a fornire anche quella parte di beneficio comune che realmente comunque grazie al progetto Io Compro Siciliano sta avendo la Sicilia in questo momento, particolare, anche è un periodo storico particolare. La pandemia aveva creato veramente una situazione disastrosa per le aziende e per la gente comune. Noi abbiamo cercato di dare e di fornire alla gente un ottimismo consapevole da un lato, ma dall'altro abbiamo cercato di fornire dei piccoli strumenti capaci di aiutare il territorio e di aiutare le aziende siciliane. Quindi Giuseppe, ecco, io fermo soltanto un attimo, perché voi capite, amici che state seguendo questa diretta, abbiamo veramente tante informazioni da dare oggi. Giuseppe Giorgianni sta cercando di dare quante più informazioni possibili. Mi soffermo su una cosa, Giuseppe, e poi mi piacerebbe come sempre condividere l'affetto di tutti gli amici che seguono le nostre dirette leggendo qualche messaggio. Siamo un progetto, Io Compro Siciliano è un macro progetto imprenditoriale che però attenziona, e questo è da sottolineare, il sociale. Attenzione, ed è da supporto alle aziende. È un progetto che guarda con forza alla qualità, che guarda con forza alla identità della nostra terra. E questo è quello che Giuseppe Giorgianni, l'ingegner Giorgianni, stava proprio dicendo ai nostri amici. Però c'è qualche messaggio che vorrei leggere. Il Faraone Palermo dice: buongiorno e ben ritrovati Piddazzi, Davide, Giuseppe, il mio carissimo amicuzzo Cicciuzzo. Ci sono dei saluti che... Nostro sostenitore da sempre, il Faraone Palermo, gli mandiamo un grosso abbraccio. Franco Safina, artigiano, anche lui amico, buongiorno e saluta tutti gli amici. Cettina, ciao. Ci sono... i senza soldi, ottimo progetto, ottime idee, grandi persone, grandi staff. Il Faraone Palermo dice: ormai lo so già, se non interrompi Giuseppe continua a parlare, perché effettivamente ha tante belle cose da dire. Ha ragione, ti volevo solo, ecco, volevo chiarire anche questa parte, ne approfitto così entro di nuovo a me se non mi bloccano parlo in continuazione, posso stare 2-3 ore tranquillamente. Volevo proprio sottolineare che cos'è la società benefit. Come dicevi tu, è una società proprio che dà un qualcosa al sociale. Infatti proprio è un miscuglio tra società quindi che genera utile però genera benessere anche per la comunità. Infatti proprio si chiama società benefit proprio per questo. Per essere società benefit devi passare una serie proprio c'è un protocollo identificativo delle società benefit. Addirittura in Italia c'è un mega questionario che tu ogni anno devi compilare e devi passare un punteggio di 82 punti su 200, che non è facile superarlo, e noi stiamo cercando di farlo e di portare avanti il nostro concetto, che è quello proprio di avere dare sviluppo al territorio, di dare sviluppo alla Sicilia, ma nello stesso tempo di portare la Sicilia nel mondo, che questa è la cosa più importante per noi.
Ci sono questi messaggi, c'è allora Stefania Caccamo, un'altra nostra grande sostenitrice, dice buongiorno ai fondatori, a te Katiuska, già da oggi acquisterò nel portale per supportare un'idea di un progetto che ha sempre supportato, bravi bravi. Ancora c'è Conny Costa, you are all the best, saluta Mauro Todaro, generare entusiasmo per creare opportunità, ciao grande Mauro. Ancora abbiamo Giuseppe Bertini che è stato tra l'altro ospite nel mio primo live e che avremo ospite, se non ero proprio questa settimana. Ciao grande Giuseppe, buongiorno, avanti tutta. Domenico Scarana, Chiara Seidita dice felice di rivedervi, un'altra grande sostenitrice del progetto Io Compro Siciliano, di rivedervi e sempre più carichi e affamati di sviluppo. Vi ho seguito e supportato dal principio e continuerò a farlo. Ancora abbiamo Cettina Arena, Giuseppe Campo, Teresa Di Gangi, insomma tanti saluti da parte dei nostri amici. E adesso mi sposterei un attimino su il mitico Ciccio, Francesco Caravello. Ciao Ciccio, abbiamo detto da prossima settimana si inizia con i live, si inizia con Aperitivo Social, si inizia con il Tour delle Meraviglie, tante belle opportunità per le nostre aziende, per i nostri amici e come sempre, come dice il mitico Francesco, per scrivere su questo foglio bianco nuove storie. Siamo in una nuova fase. Perché si sta scrivendo la storia, in realtà è già abbastanza completa, non la stiamo scrivendo solo noi. In questi giorni di, fra virgolette, vacanze, perché abbiamo girato parecchio per andare a conoscere tanti produttori, tanti amici, e ancora dobbiamo conoscere perché mi resta ancora una settimana per andare a fare queste visite importanti, che sono quelli che sono stati i nostri ospiti, quelli che abbiamo conosciuto durante la quarantena, che sono riusciti ad emergere anche grazie al compro siciliano, quindi stiamo conoscendo tutti questi soggetti, ma oltre a questo abbiamo fatto anche un po' i turisti e ho visto con grandissimo piacere che oltre al lavoro che abbiamo svolto noi in maniera diretta, ne abbiamo svolto uno enorme in maniera indiretta, perché si può vedere benissimo quanto è cambiata la forma di farsi pubblicità. Tantissime aziende oggi non si promuovono più e raccontano per il prezzo piuttosto che la convenienza, ma con un orgoglio siciliano. Lo vedi anche dai cartelloni pubblicitari, è una cosa bellissima. Abbiamo influenzato tantissimo il modo di raccontarsi di tutte le aziende, questa è una cosa bellissima, quindi sta crescendo questa cosa. Sono nati anche tantissimi progetti similari al nostro, quindi tanta gente si è svegliata con questa voglia di raccontare la Sicilia e chiunque racconta la Sicilia naturalmente per noi è sempre benvenuto. A noi non ci importa per niente se per caso qualcuno tende a emulare il nostro lavoro, che ben venga, l'importante è raccontare la Sicilia al mondo. Oggi presentiamo appunto il sito, il marketplace che fa 3 grandi missioni, 3, non una, 3, aiuta le aziende a farsi conoscere, così come è successo con il gruppo, ma oggi si fa grande selezione perché stiamo partendo solo con 47 aziende e 1 migliaio di prodotti, quindi tanta selezione di qualità. Quindi si aiutano le aziende a farsi conoscere. Scusa, ma volevo sottolineare che abbiamo 1853 prodotti, che sono tanti. Grazie. Poi la seconda missione è quella di un servizio, perché se tu vai al supermercato e trovi naturalmente un'infinità di prodotti, andare a fare reale selezione di qualità ti diventa difficile. Nell'e-commerce nostro troverai solo ed esclusivamente qualità. E poi c'è la terza missione, la più importante, quella che mi sta più a cuore, perché avendo vissuto all'estero mi mancava tantissimo il sapore di Sicilia, perché ricordiamo che il sapore fa parte del viaggio, conoscere un territorio e anche conoscerne il sapore. E quindi chi vive all'estero ha la possibilità di assaggiare la Sicilia acquistando i prodotti dal sito. E questa non è una cosa da meno, è veramente importante. Poi c'è da dire anche che, come ha già anticipato il buon Giorgianni, faremo anche quello che mi sta più a cuore, che è il rapporto con il pubblico, che è quello che è raccontare i prodotti in maniera diretta. Lo faremo con dei corner specializzati appunto in prodotti siciliani.
quello farà parte della prossima fase, ma è già, come dice il buon Morici, in progettualità, quindi è là nella scaletta delle cose da fare prossimamente. Cose da fare ce n'è ancora tante, però il foglio si sta cominciando a scrivere, sta cominciando a fare storie. Questo è un periodo molto importante per la nostra terra e ce lo ricorderemo per sempre, per sempre. Vogliamo ricordare www.iocomprosiciliano.com. Permettetemi adesso, prima di continuare la nostra chiacchierata ed arrivare a Davide Morici, volevo chiedere a tutti i nostri amici, come sempre, di cercare quanto più di coinvolgere in quello che è un messaggio, che è il grande messaggio legato ad uno stile di vita, perché Io Compro Siciliano, l'abbiamo detto sin dai primissimi giorni, è uno stile di vita. Iscrivetevi anche al nostro canale YouTube, perché fra i progetti c'è anche quello di poter diventare un punto forte di riferimento per quello che anche riguarda la programmazione, i format che diventeranno appuntamenti importanti. Ci saranno tante novità, oltre che già i format che conoscete, che fanno parte del palinsesto, e quindi Francesco Caravello, abbiamo ricordiamo Io Compro Siciliano Chef con la nostra Alessia Smile and Food, che ripartirà a brevissimo, e ancora tante novità. Abbiamo il format dedicato alla sanità con il dottor Pietro Di Falco, abbiamo il format legato al turismo, abbiamo veramente tanto ancora da presentare, e mi raccomando, oggi rimanete fino alla fine, perché fra poco presentiamo il nostro video istituzionale di Io Compro Siciliano ed arriviamo a Davide Morici. Davide, direi che è stata ed è un nuovo anno, un nuovo principio di anno lavorativo, accademico, di sviluppo, di presentazione di progetti, ma sono state anche quelle scorse delle settimane molto belle, perché Io Compro Siciliano, oltre alla qualità, oltre a quello che è il progetto industriale, il progetto di sviluppo, Io Compro Siciliano ha un grande valore mediatico, è stato un elemento di riflessione importante che, devo dire, ha raccolto grandissimi consensi. Assolutamente sì, e in tutte le volte che diciamo progetto, questo progetto di fatto è partito. Quando noi parliamo di un progetto di una web TV è già partita, abbiamo il canale YouTube, andiamo in live dall'inizio. Quando parliamo di progetto è che invitiamo sempre più la gente a iscriversi, quindi diventano sempre opportunità. Noi diamo delle opportunità, abbiamo creato delle opportunità per la nostra terra, le abbiamo create insieme a tutti i siciliani, siamo riusciti a fare quella famosa rete, dico famosa perché da sempre se ne parla, noi siamo riusciti a farla e i numeri parlano da soli. Abbiamo inserito le prime imprese, le prime aziende dentro il nostro portale, ma perché vogliamo creare sempre più qualità, quindi vogliamo sempre più portare tutto verso quello che è una certificazione di qualità, perché noi alla fine vogliamo far crescere questo brand che diventa quel contenitore di eccellenza, e per essere eccellenza dobbiamo mettere tanta qualità all'interno. E tutto questo progetto che si è implementato sempre di più e che abbiamo voluto sempre più strutturare, e siamo ormai in una fase proprio di strutturazione, quindi ci siamo già dentro. Fermatevi un attimo, perché è appena arrivato un messaggio e dice, da parte di un nostro amico che è Max Italia, dice: primo ordine fatto su Io Compro Siciliano. Vai, bravissimo. Max, grazie. Sicuramente metteremo nel pacco un piccolo omaggio, dai, perché essere il primo. Ciao Max, grazie. Bella notizia. Scusate, ma dovevo mi sto emozionando. Mi sta emozionando. Realmente dietro questo primo ordine, per menzionarlo, ma c'è tanto lavoro felice perché quando si lavora bene e si lavora per un progetto che riguarda la nostra terra, per quello che stiamo facendo noi tutti, 253, 4.000 siciliani, è veramente un piacere svegliarsi, se mai si dorme, ma se non si dorme è per l'emozione, perché la testa lavora,
la testa crea, e questo è quello che viviamo noi. E tutto questo proprio per un senso di responsabilità forte che abbiamo dentro, tutti e tre, io lo dico sempre, ma ce lo dicono sempre, siamo tre gran brave persone. Questo lo dimostra anche il fatto che dietro il fenomeno social, perché a volte dietro i fenomeni social ci sono tante, c'è tanto, non vogliamo andare a sindacare, ma dietro questo grande movimento social ci sono tre persone che hanno voluto strutturare perché hanno sentito la responsabilità di questi 250.000 siciliani e sempre più che crescevano e che continuano a crescere. E come Proprio per diciamo questo, sempre, mettendoci la faccia, perché mettendoci questo la faccia, è l'abbiamo proprio detto per questo. sempre. Proprio per questo abbiamo voluto, già dal mese di maggio-giugno, abbiamo voluto implementare anche con collaborazioni importantissime sotto forma di professionisti, di studi di professionisti per implementare una strategia che poteva portare a una struttura salda e a una progettualità nel tempo, perché se oggi c'è tanta gente che vuole investire su Io Compro Siciliano e noi riceviamo tante richieste, noi dobbiamo presentare una progettualità che abbia uno sviluppo negli anni. Ok, noi faremo questo, questo, questo e questo. E questo è quello che abbiamo voluto fare, implementare in quest'estate per poi arrivare a quello che sarà il 9 ottobre, questa presentazione alla stampa, innanzitutto alla stampa nazionale e comunque poi alla fine a tutta la Sicilia. Poi questa formula del live è una formula vincente. Il live non è perché stiamo parlando in diretta, ma è raccontare e far toccare con mano quello che è una storia, la storia è un territorio e tutta la nostra promozione della nostra terra, che sia anche quella del prodotto, deve partire dal territorio. Proprio per questo è uscita fuori, la prendiamo come prima, un po' come il primo ordine, una persona, un'istituzione del comune di Piazza Armerina, o perlomeno un assessore di Piazza Armerina visionario, un giorno ci ha chiamato nella maniera più naturale possibile per la bontà del nostro progetto e per la forza del brand che lui ha sottolineato tante volte, e ha detto: io voglio voi a gestire la comunicazione ufficiale ed esclusiva, cioè noi abbiamo mandato la comunicazione attraverso i nostri canali a tutte le altre reti di uno dei grandi eventi della regione siciliana, che è il Palio dei Normanni. Abbiamo Iscritto avuto, tra l'altro a REI, che è il registro sì, delle esatto, delle esatto. gare, diciamo, a livello nazionale, ma è uno dei grandi eventi alla pari del Couscous Fest, del Festino di Santa Rosaria, della Festa di Sant'Agata e di tantissimi altri eventi ormai catalogati come grandi eventi della regione siciliana. È stato vincente perché in 3 giorni noi abbiamo raccontato il territorio, la storia, il palio, la gente, i quartieri, tutto quello che riguardava un territorio. Abbiamo avuto più di 500.000 visualizzazioni, quindi numeri dell'altro mondo, e lui ha vinto, ma in verità ha vinto il territorio, che è entusiasta, si è voluto raccontare il suo fine, o il fine di quell'amministrazione è stato quello di, ok, iniziamo un percorso per promuovere un territorio, quindi Io Compro Siciliano nel suo macro progetto ha la forza mediatica e la forza anche tecnica di raccontare territori, di raccontare eventi, e questo già si sta sviluppando perché ci sono arrivate tante richieste. Questo fa capire che ogni progetto è un macro progetto che ha tante aziende all'interno, ogni azienda ha il suo direttore commerciale, quindi stiamo strutturando, in verità siamo già in stato avanzato, lo capirete il 9 ottobre, assolutamente avanzato perché abbiamo già iniziato da tempo, seppur camminiamo velocemente come diciamo sempre, il 9 ottobre capirete questa progettualità. Io prendo spunto un po' da quello che si dice, perché si parlava proprio di Piazza Armerina, si parlava un po' di quelli che sono le figure sognatrici, dei sognatori, no? Queste figure, adesso leggo subito il messaggio. Perché in realtà il sogno aiuta, perché il sogno è quello che porta avanti anche l'entusiasmo e la nostra forza nell'affrontare le cose, perché bisogna credere nei sogni. C'è fra i tanti amici di Io Compro Siciliano una grande sognatrice, che è una grande sostenitrice del progetto di Io Compro Siciliano. Forse la possibilità di creare Eccola. connessioni, forse mi sono persa forse qualche secondino, vero? Sì, mi sono sì, persa. sì. Volevo fare un ringraziamento a Dida Stagnetta, perché è una grande sostenitrice del nostro progetto, e anche lei
cerca una cosa fondamentale quando noi diciamo è importante creare le connessioni. E beh, lei questo lo fa, si mette sempre a disposizione per cercare di portare avanti quello che è il progetto Sicilia nel mondo, quindi un grandissimo ringraziamento a Ida. Grazie. Assolutamente, Ida è grande. Perché non solo Ida che è grande divulgatrice del messaggio di raccontare assolutamente il mondo, perché Ida soffre questa distanza, credo sia 17 anni che non viene in Sicilia, e naturalmente con noi ha trovato questo sfogo a questa tua esigenza, e quindi per questo è grande sostenitrice. Per me fa parte della famiglia in realtà. Assolutamente. E poi la faccia la si mette non soltanto col volto, ma molto più con i fatti. Ci sono tanti sostenitori, dove Ida per me è un po' il presidente del fan club Io Compro Siciliano nel mondo, perché oggi Io Compro Siciliano abbraccia oltre 50 paesi. Abbiamo fatto una statistica che all'interno di Io Compro Siciliano ci sono più di 50 paesi al mondo rappresentati, quindi gente che interagisce. Diciamo che veramente si mette, bisogna che ogni siciliano in Sicilia e all'estero ci metta la faccia. La faccia significa che faccia il suo gesto, faccia in ogni caso la sua opera nel portare avanti quello che è questo progetto Io Compro Siciliano, che oggi sta facendo veramente la differenza, ben venga, per lo sviluppo della nostra terra. Antec Bebs scrive: orgoglioso di poter supportare una delle prime realtà siciliane che sta concretamente promuovendo eccellenze e territorio ad Maiora. Ciao Antec, ancora. Che tra l'altro volevo precisare, si tratta di Antonio Bebba, che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Proprio lui si occupa di inclusione di persone, ecco, magari diversamente abili o con problematiche proprio nell'ambito lavorativo, che è un altro aspetto molto importante da sottolineare, che stiamo cercando in tutti i modi di sviluppare e di portare avanti, di aiutare anche soprattutto. Il Faraone Palermo dice: il vostro impegno di grande passione per la nostra amatissima terra fa di voi un grande amore di unità e di grande orgoglio. Ecco perché vi voglio bene. La Sicilia merita sempre di essere raccontata al mondo e deve essere al tetto di tutto il pianeta, come giusto che sia. Grazie per queste parole. Silvia Di Falco, che saluto, grande artista, grande sostenitrice. Anche lei fa parte della grande squadra di Io Compro Siciliano. Ciao bella Silvia, dice: la passione che ognuno di voi trasmette è la vostra forza, perché tutto è mosso nel bene della nostra terra. Ancora c'è Conny Costa che scrive: non vedo l'ora di vedere Francesco e Giuseppe, di conoscere Davide e Katiuska. Sarà un vero piacere, Conny. Ciao, Conny. Ancora il Faraone. Facciamo una parentesi importantissima. Conny viveva in California fino a 10 giorni fa, si è trasferita in Sicilia perché il suo amore sfegatato per la Sicilia è esagerato, quindi si è trasferita in Sicilia, in questo momento è in quarantena perché deve stare 15 giorni segregata in casa. Lei è una grandissima appassionata, ha fatto il sogno al contrario, praticamente il sogno siciliano. Si è trasferita mollando la California, ragazzi, potrebbe essere il sogno di 3/4 di pianeta vivere lì, e invece lei si è trasferita qui per raccontare la Sicilia al mondo. Pensate, un bacio a Conny. Ben arrivata, ciao Conny. Io ancora, permettetemi, e siamo quasi alle ultime battute, volevo ancora fare un ringraziamento. Abbiamo ringraziato la squadra di lavoro di Io Compro Siciliano, tutti i moderatori, l'ufficio stampa, volevo appunto ringraziare in regia Paolo Gatto. Volevo fare un ringraziamento speciale ad Alberto Labua, che è il nostro direttore commerciale. Ciao Alberto. E poi volevo ringraziare Elenia Marino, anche lei lavora molto bene su quello che è l'aspetto social. Insomma, veramente tutti, grazie. Sarà proprio questa mattina, tra l'altro so che c'è stata una riunione. Assolutamente sì, dove c'era lo staff qua. È fatto anche di persone che non si vedono, alle spalle c'è tantissima moderazione, perché ricordiamo che ancora assolutamente oggi naturalmente c'è tantissimo controllo, tantissima selezione nei post che vengono pubblicati all'interno del gruppo, c'è tantissimo lavoro nella selezione anche delle aziende da contattare, quindi lo staff è abbastanza completo. Poi c'è la regia, che ringraziamo, Paolo lì dietro, che sta lì appunto a dirigerci. Lo staff è molto ampio, li ringraziamo tutti, la famiglia si è allargata appunto. Assolutamente. Io volevo ringraziare anche
anche i ragazzi che hanno contribuito alla programmazione del sito, Maralosi, alla programmazione della Sicily City Pass, che adesso lanceremo nel più breve tempo possibile, che è un'app che è stata progettata da un gruppo di ragazzi, tra cui il manager è Giovanni Torre. Quindi comunque volevo ringraziare veramente anche loro, perché sono dietro le quinte insieme a tutti i ragazzi, moderatori eccetera, che realmente ci credono nel progetto e cercano di veramente di dare il massimo per questo, che per noi che la viviamo. Io ecco, per esempio la vivo, mi alzo la mattina e come sapete noi, io e Davide, da quando abbiamo iniziato facciamo un pensiero ogni mattina, e da quel pensiero già si vede il nostro umore, che diciamo bene o male è sempre alto, è sempre al massimo, e la mattina nonostante adesso sono passati circa 110-115 giorni da quel fatidico 15 di aprile, 12 aprile, non lo posso dimenticare, perché fai il compleanno, hai ragione. E praticamente magari qualcuno dice, ma potrebbe pensare, dice, ma questi dove ce le hanno scritte tutte queste cose? No, noi ogni mattina ci svegliamo con quella voglia di fare, che ci permette appunto di scrivere tutto ciò che scriviamo, proprio con una passione e con una determinazione, un'intensità, una motivazione veramente grande. E questo io spero che tutto il progetto Io Compro Siciliano lo trasmetta a tutti i siciliani, a tutte le persone del mondo, perché realmente essere positivi dà un qualcosa in più a tutto il mondo. Ne abbiamo bisogno, a tutta la comunità, a tutti. Poi Katiuska, arriva il sorriso di Katiuska e amplifica un po' tutto. Infatti, io volevo dire due cose. Uno, ringraziare anche te, Katiuska, perché tu sin dall'inizio hai messo il volto, e il tuo è un bel volto, dico, al di là nel senso proprio il volto di una grande professionista, che tutti, e non lo dico perché siamo qua, ma tutti assolutamente ci elogiano e ci vogliono rubare, ma noi ce la teniamo stretta a Katiuska. Devo dire che per strada la gente dice io compro siciliano, oppure dice, a mezzanotte ci dice pure ed è buongiorno, quindi alla fine diventa veramente un tormentone. Quindi intanto ti ringrazio a nome proprio di tutti i 250 errori. E poi voglio raccontare, per chiudere, voglio raccontare quello che poi sarà quello che hai anticipato alla fine, cioè all'inizio del progetto Io Compro Siciliano tante realtà magari sono sempre più aumentate, perché c'è chi è visionario, c'è chi crede prima, c'è chi vuole sposare prima i progetti, c'è chi invece lo fa in un secondo momento. Comunque, al di là di questo, un giorno mi è arrivata una telefonata da parte di una realtà che si occupa non è un videomaker, ma si occupano di regia, è una grande realtà che si occupa di innovazione, di video, insomma, ora io magari lo dico in maniera elementare, ma è una grande realtà, lo ha dimostrato, ma in quel momento mi ha chiamato, dice assolutamente complimenti per il progetto, come tanti, ci piacerebbe poter dare il nostro contributo. Insomma, hanno mandato poi la mail dove hanno presentato un po' l'azienda, chi ci siamo presentati, insomma, tra tante proposte, alla fine abbiamo sposato loro. La realtà è la realtà di Grafi Movie di Peppe Scozzola e il suo staff, che non è che un professionista, è un grande professionista. Di più. Lui lo è perché lo è nella gestione e nel prodotto, lo è prima e lo è dopo, lo è nell'affidabilità e praticamente, quindi loro e anche nella creatività, diciamolo, perché lì esce realmente il top della nostra eccellenza siciliana, perché realmente praticamente proprio nella creatività loro hanno studiato con il loro staff, attraverso delle indicazioni nostre, quello che poteva essere l'immagine della Sicilia da esportare nel mondo in un minuto, ed è difficilissimo per tutti. Un fattore, ragazzi,
Un altro punto da elogiare sicuramente a Peppe e il suo staff è il rapporto umano, perché puoi essere bravo quanto vuoi, ma se non sai creare squadra non vali niente. Invece Peppe ha dimostrato di saper lavorare in squadra e sono stati i complimenti che abbiamo ricevuto quando abbiamo fatto quella meravigliosa esperienza del Palio dei Normanni, perché ha curato la regia tecnica. Il video, sì, il video l'ha realizzato prima ed era questa l'occasione per lanciarlo, infatti alla fine di questo live lo lanceremo, ma da là è nata una sinergia con loro che per noi è funzionale, per noi è di grande valore, per noi è un livello, un passo assolutamente... Dico, ma che facciamo? Lo facciamo vedere questo video? Che mi è venuta la curiosità nuovamente a me di rivederlo. Io l'unica cosa che chiedo a tutti, e là lo chiedo proprio con impegno a tutti i 253.000, è quello di condividere ovunque questa immagine stupenda della nostra terra. E di iscriversi al nostro canale YouTube. Sì, perché è un altro passaggio importante per noi. Bene, allora ragazzi, si inizia un nuovo anno, ribocchiamoci le maniche, siamo pronti per affrontare con forza questo nuovo anno accademico. Un saluto a tutti i bambini, i ragazzi, a tutti i ragazzi che frequentano le scuole. Iniziamo a studiare, a essere pronti ad affrontare questo anno. A tutti gli artigiani, a tutti gli imprenditori, a tutte le signore che sono a casa, a tutti gli uomini che escono, insomma a tutti, buon lavoro, che sia un anno pieno e stracolmo di serenità, di impegni, di felicità e soprattutto con un grande sogno da portare avanti. Credete nei sogni, perché i sogni si realizzano. Nonostante si sente parlare delle problematiche del Covid che ancora abbiamo e che dobbiamo gestire, quindi tanta responsabilità che chiediamo a tutti di mettere sempre, perché veramente è diventato un problema, ma io Compro Siciliano sin dall'inizio ha diffuso ottimismo consapevole, ha realizzato e ha creato riferimenti, quindi insieme possiamo assolutamente farcela, quindi un augurio da parte mia anche a tutti di un buon anno, visto che stiamo ripartendo oggi, quindi ben venga. Noi ringraziamo Giuseppe Giorgianni. Ciao a tutti e buona visione del video spettacolare. Vi raccomando, condivisione. Francesco Caravello. Bene signori, si ricomincia, più carichi di prima, raccontiamo la Sicilia al mondo, condividete il video, ma vi ricordo che per condividerlo dovete registrarvi al canale di YouTube. Per farlo è necessario registrarsi, quindi condividetelo. Ciao, buona giornata a tutti. Davide Morici. Io gliela rubo a Francesco, che dice sempre ama, viaggia, vivi e condividi il video. Condividete, iscrivetevi, quindi assolutamente, e quindi grazie veramente. Siamo carichi e siamo abbastanza dentro e questa è la cosa importante. Scusate, noi prima di mandare il video, perché adesso subito mandiamo il video istituzionale di Io Compro Siciliano, con me ci si vede. Sì. Francesca, scusa, il video ovviamente subito dopo il nostro live verrà caricato nella copertina anche del gruppo social e della pagina social. Ma basta cercare video Io Compro Siciliano e vi uscirà sicuramente da tutti i canali nostri di comunicazione che abbiamo. Con me ci si vede domani, puntuali alle 12. Con Francesco Caravello iniziamo lunedì prossimo, aperitivo social, ore 18, mi raccomando, mettetevi lì perché abbiamo tante cose da raccontare. Per chi volesse partecipare live può mandare una mail e noi saremo ben felici di raccontare la Sicilia. A questo punto, prima di mandare il nostro video ufficiale, carissimi signori, potreste per favore ripetere con me? Io compro siciliano. Ci piace il nostro video istituzionale. Ciao cari amici, a domani. Il video condividete. Ciao.
Ciao.